Buon pomeriggio e benvenuti dal Scotia Stadium. Oggi in campo Merlo ed 89ers per la partita valevole per il campionato C1 Palermo. Un saluto da Francesco Di Stefano. Sul pallone c'è Pennino, prepara la barriera Tormina, Pennino mette direttamente il pallone al secondo palo, poi Tormina, bravissimo a bloccare, fa ripartire Finazzo, palla dall'altra parte per Molinaro, ha cercato il pallone davanti, ha toccato però Pennino, rimessa laterale per il Merlo, questo Molinaro prova a giocare Finazzo, prova direttamente il tiro, la palla esce fuori, rimessa al fondo per gli 89ers. Gioca da Stromboli, ancora per Megna dall'altra parte per Pennino, compagno, ancora i Niners in avanti con il solito gioco, quello di girare il pallone. Stromboli mette il pallone in mezzo per il compagno, poi la finisce fuori Megna, prova il tiro! Il gol dell'1-0 di Megna sotto l'incrocio, sono passati avanti gli 89ers. Bravi i ragazzi di Mister Costantino di averci creduto fin dall'inizio, ad essere trovato il gol del vantaggio in questo inizio. Rimessa laterale per il Merlo, a battere Di Cara, si gira il numero 7, va sul fondo, prova il tiro, la palla finisce in rimessa al fondo per gli 89ers. Batte Barcellona da Megna, palla per Strongoli, dall'altra parte per Pennino, compagno, prova direttamente il tiro, si fa sorprendere Tormina, blocca senza problemi e fa ripartire in attacco il Merlo, stoppa il pallone, poi scarica da Di Cara, la palla finisce tra i piedi di Finazzo e però lascia scorrere, rimessa laterale quindi per il Merlo. Finazzo gioca dietro da Molinaro, recupera palla compagno, scarica poi da Strongoli, ancora compagno, dietro da Pennino, dall'altra parte per Megna, ancora compagno, allarga da Strongoli che non riesce a saltare Molinaro, rimessa laterale per gli 89ers. Compagno gioca dall'altra parte per Pennino, si accentra, poi allarga da Strongoli, palla ancora dietro da compagno, Pennino si accentra, il capitano degli 89ers Taormina, bravissimo, poi Molinaro, Di Cara riesce ad uscire dalla pressione il Merlo, adesso Michel prova ad andarsene sul fondo, palla per Di Cara ed è calcio di punizione per il Merlo. Adesso palla dietro da Di Cara, impressione, va compagno, Di Cara ancora a proteggere la palla dal numero 7, con la suola riesce ad andarsene, la palla è però uscita, rimessa laterale per gli 89ers. Strongoli a battere la rimessa laterale per Pennino, ancora la palla tra i piedi del numero 25 compagno, dall'altra parte per Pennino, Strongoli punta, Di Cara se ne va sul fondo, la palla messa in mezzo, Tormina ancora bravissimo, respinge, riparte poi Condori che manda Finazzi in porta con un bel pallone, Barcellona, poi Di Cara segna il gol dell'1-1, Di Cara
bravissimo nel respinto il numero 20 e farsi trovare pronto a pareggiare il risultato 1-1. È ritornato tutto in parità in casa del Merlo. Ricomincia il gioco degli Niners. Partita ritornata in parità dopo il gol di Cara. Adesso palla tra i piedi dell'autore 1-0 Megna che gioca da Strongoli, palla per il capitano Pennino, ancora Strongoli dall'altra parte per Compagno, ha toccato di Cara, rimessa laterale per gli Niners. Adesso Megna, ancora il numero 22, prova a centrarsi, poi allarga ancora Strongoli, palla per Pennino, prova a mettere il pallone per Compagno, di Cara non si può sorprendere, rimessa laterale in avanti ancora per gli Niners. Allora adesso per Megna, Strongoli, ancora Megna, centralmente da Strongoli, palla dietro da Pennino che manda Megna direttamente in porta di Cara, bravissimo, poi riparte il Merlo, Condori protegge palla, Compagno scarica da Molinaro, palla dall'altra parte per Finazzo, ancora Molinaro, stoppa il pallone, protegge, poi deve andare direttamente al portiere Tormina che sbaglia il pallone, troppo lungo, rimessa dal fondo per gli Niners, andrà a battere Barcellona, rimessa dal fondo, palla per il capitano Pennino, Grammatica, gioca dietro da Pennino, Megna, ancora il numero 22 col pallone fra i piedi, gioca da Pennino, poi palla per Grammatica, ci è arrivato Cara, rimessa laterale per il Merlo, di Cara batta Molinaro, pressione alta di Niners, mandano quel pallone in rimessa laterale sempre per il Merlo. Molinaro gioca direttamente a Tormina che cerca il pallone per Condori, lo trova, si gira Condori, punta la porta ancora Condori, buttata a terra, non c'è nulla, ripartono gli Niners, palla per il numero 25, bravo Finazza a mettere il piede, rimessa laterale per gli Niners. Palla per Megna che gira da Finazzo, ancora Megna, Finazzo centralmente da Grammatica, non si capiscono bene i due, recupera la palla Condori, poi Megna è bravo, blocca direttamente Tormina. Però sempre giocato la palla per la spiegamento. Io adesso per giocare. Tanne se non fa la cosa Time out chiamato le due squadre sul risultato di 1-1. Rimessa laterale per gli Niners, batte Pennino per Grammatica, ancora palla per Pennino, dall'altra parte per Strongoli, ancora Pennino, Grammatica, punta di Cara, poi torna dietro all'altra parte ancora per Strongoli, Pennino in pressione, alter Merlo, adesso Grammatica, punta di Cara e recupera palla, ancora il numero di tiro, palla e mezzo, Barcellona ha toccato, e calcio d'angolo per il Merlo, a battere il calcio d'angolo c'è la Spisa. Palla messa dietro per Rizzuto, dall'altra parte per Molinaro, ancora Rizzuto, alto, Grammatica a pressare, palla ancora dietro da Molinaro, gioca dietro direttamente da Tormina, con i piedi Tormina va a cercare Giurgenti, lo trova, palla alla porta, scarica dalla Spisa, recupero palla agli Niners, poi ancora la Spisa, recupera la palla per il Merlo. Dietro per il numero 8, centralmente a Giurgenti che si riesce a girare, prova il tiro, la palla si impenna dopo il tocco di Pennino e calcio d'angolo per il Merlo.
visto Rizzuto per fair play, manda in rimessa al fondo il pallone, ricomincia questo gioco agli 89ers con Grammatica, Pennino, palla per Grammatica che sta andando da solo davanti alla porta, segna il gol del 2-1, Grammatica. Sono passati di nuovo in vantaggio gli 89ers. La palla è nostra. La palla è nostra, se non è nostra va bene. No, ma niente, la palla è nostra. Ricomincia il gioco del Merlo sotto di nuovo di un gol, palla per Rizzuto, Molinaro manda Rizzuto, il pallone finisce tra i piedi di Giurgenti, la Spisa prova ad andare per il recupero di Grammatica dopo il gol, si sacrifica anche in difesa il numero 23, adesso palla proprio per lui, Grammatica gioca dall'altra parte per il numero 28, ancora Pennino, palla di nuovo per Grammatico, questa volta è troppo forte, rimessa laterale per il Merlo. Molinaro batte da Giurgenti, protegge il pallone, Giurgenti si gira, prova ad andare in porta, ancora prova a mettere il pallone al secondo palo, rimessa laterale per il Merlo. Giurgenti a battere, dietro per Molinaro, palla per Rizzuto, la Spisa, contrasto con Strongoli, rimessa laterale per gli 89ers. Strongoli va a battere per Pennino, palla per Grammatica, ancora Pennino, Marra, stop, il pallone lo perde, Rizzuto conquista, poi Giurgenti con la punta, rimessa laterale in avanti per il Merlo. La Spisa gioca da Molinaro, palla dietro dall'altra parte per Rizzuto, cerca Giurgenti, perde il pallone, lo recupera Marra, poi bravissimo Rizzuto e Tormina esce alla porta, ancora Tormina, 3 contro 2 del Merlo, allarga da Giurgenti che lo tiene in campo, ancora Giurgenti, spalla alla porta, entra in area Giurgenti, toccato, non c'è niente per l'arbitro. Calcio d'angolo per il Merlo. A battere c'è Molinaro, palla dietro da La Spisa, ancora Rizzuto, pressato, perde il pallone, poi tocca e manda in rimessa laterale per gli 89ers. Strongoli a battere dietro sempre dal capitano Pennino che allarga da Grammatica, Pennino, Strongoli, gira la palla ancora dal numero 26, palla ancora di ritorno per Strongoli, è provato il pallone per Pennino, poi lo va a recuperare Grammatica, contrasto fra i numeri 23, prova il tiro, Strongoli è uscito di pochissimo, la conclusione del numero 25, rimessa al fondo per il Merlo, Tormina batte subito per Molinaro, va in avanti il Merlo, Molinaro ancora e tiene il pallone fra i piedi, Molinaro, Pennino in rimessa laterale per il Merlo che prova a farsi vedere in avanti visto il gol di svantaggio, adesso palla tra i piedi Rizzuto, ancora Molinaro, gioca dalla Spisa, palla è sbagliato per Giurgenti, Barcellona gioca da Pennino, va in avanti il numero 26, palla larga, la Grammatica con la punta Tormina, con la croce allontana il pallone, poi Rizzuto, bella palla per Giurgenti che manda la Spisa e prova il tiro, Barcellona, tocca, poi Pennino deve allontanare. Calcio angolo per il Merlo che batte subito, palla dietro da Molinaro, centralmente a Giurgenti, spalla alla porta, Giurgenti gioca dietro da Rizzuto, rimessa laterale per il Merlo.
Rizzuto va a battere la rimessa laterale da Tormina, palla ancora tra i piedi del numero 8, prestato alto da Grammatica. Molinaro, Grammatica recupera, palla per i T-Niners, 3 contro 3, Grammatica mette la palla in mezzo per Marra, occasione divorata dal numero 28 e rimessa al fondo per il Merlo, disattento in aria su questa occasione. Tormina batte per la Spisa che salta bene il numero 27, poi viene trattenuto, calcio di munizione per il Merlo. Rizzuto, palla per Molinaro, Girgenti scarica ancora da Molinaro, 1-2, poi calcio di punizione per i T-Niners dopo la spinta di Molinaro su Grammatica. Questo Strongoli gioca la palla per il numero 28, recupera palla il Merlo con Girgenti, prova ad andarsene Girgenti sul fondo, ha toccato Strongoli mettendo in rimessa laterale in avanti per il Merlo. La Spisa va a battere per il Rizzuto, palla ancora per la Spisa che prova ad andarsene su Grammatico, ci riesce, recupera palla il 23, palla per Marra, bravissimo Rizzuto a mettere il piede, adesso riparte tutto il Merlo, calcio di punizione e ammonizione per Grammatica. La palla è nostra, la palla è nostra, andalo via. Ricomincia il gioco con la punizione per il Merlo. Rizzuto batte per Di Cara, Girgenti riesce a conquistare la rimessa laterale per il Merlo, ancora Di Cara dietro da Rizzuto, palla all'altra parte per la Spisa e punta Grammatica, bella palla per Di Cara, spinto dal numero 27, soltanto rimessa al fondo per gli T-Niners. Adesso Grammatica col pallone fra i piedi, gira dall'altra parte per Strongoli, palla per il numero 29 Vassallo, ancora Strongoli, palla di ritorno per Vassallo sbagliata, recupera palla il Merlo con Di Cara, palla per la Spisa che prova il tiro, il pallone finisce fuori, alto sopra la porta di Barcellona, allora rimessa al fondo per i T-Niners, palla adesso per Grammatica, all'altra parte per Strongoli, Vassallo, Zappulla, palla per Grammatica, bravissimo il numero 23 la Spisa a recuperare palla, prova a giocare all'altra parte per Girgenti, sbaglia, recuperano palla gli T-Niners, adesso Strongoli gioca da Vassallo, palla per Grammatica, dall'altra parte per Zappulla, ora Zappulla va dietro da Strongoli, sempre al numero 27 che cerca Grammatica, lo trova, si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per il Merlo. Adesso Rizzuto in difficoltà sulla pressione di Zappulla, ancora Rizzuto conquista la rimessa laterale dei T-Niners, in difficoltà il numero 8 del Merlo in questo caso. Adesso Grammatica prova ad andare direttamente in porta Tormina, bravissima a evitare il calcio d'angolo, gioca da Condori, palla per Girgenti, spalla alla porta, presta bene Strongoli che ritorna poi direttamente dietro la Barcellona, palla ancora per il numero 25, Grammatica, Strongoli, Zappulla,
Torna dietro da Megna. Palla centrale per Vassallo che protegge Rizzuto, poi sbaglia il pallone per Zappulla. Allora Di Cara si trascina il pallone, rimessa laterale per gli 89ers che si fanno vedere avanti. Adesso Megna è rientrato il capitano Pennino, il pallone è per lui. Megna gioca per Pennino che punta Di Cara, poi torna ancora dietro da Megna. Palla per Vassallo. Megna. Pennino. Ancora da Megna. Pennino. Era scattato il numero 22. Continua il gioco. Palla per Zappulla. Bravo Molinaro a recuperare palla. Condori. Era andato avanti Molinaro. La palla è per Di Cara. Stavolta sì c'è Molinaro. Prova ad andarsene su Megna, rimessa laterale per il Merlo. Molinaro gioca da Rizzuto per il ritorno per il numero 30 che gioca dietro da Tormina. Palla lunga per Condori che non trova nessuno, rimessa al fondo per i Niners. Barcellona gioca da Pennino, ricomincia ancora il gioco agli Niners in avanti. Pennino. Zappulla ancora del numero 26 che amministra il gioco degli 89ers. Palla per Vassallo. Pennino dall'altra parte per Zappulla. La palla era per Vassallo, bravissimo Di Cara a intercettare il pallone, a giocare all'altra parte per Rizzuto. Col tacco Rizzuto era il pallone ritorno per Di Cara, attaccato però Vassallo, rimessa laterale per il Merlo. Di Cara batte da Condori che tiene il pallone in campo. Condori se ne va, rimessa laterale ancora per il Merlo. Palla per Rizzuto. Molinaro. Ancora la palla per Rizzuto. Al secondo palo c'è Condori. Rizzuto prova a mettere il pallone dietro. Soltanto calcio d'angolo per il Merlo. Azione pericolosa dei ragazzi di Mister Gallo, che non hanno intenzione di essere in svantaggio in questo primo tempo. Rizzuto gioca dietro da Molinaro che prova il tiro. Il pallone finisce tra i piedi di Condori. Dall'altra parte ancora per Rizzuto. Sempre il Merlo in possesso del pallone. Molinaro gioca da Condori. Pallone per Di Cara. Gioca da Megna, palla ancora per il numero 7, Rizzuto per Di Cara, spalla alla porta, il numero 20 scarica da Rizzuto. Condori si accentra, se ne va su due giocatori, poi viene fermato e poi Rizzuto la rimette in avanti. Molinaro però torna dietro, protegge il pallone da Zappulla. Molinaro prova ad andarsene, palla finisce tra i piedi di Condori, chiama il fallo l'arbitro sul giocatore del Merlo. Adesso riparte subito il gioco, punizione battuta velocemente. Di Cara sul fondo, pressato da Megna, bravissimo ad andarsene sul Vassallo. Ancora Di Cara, prova a mettere il pallone in mezzo, poi torna dietro a Condori. Di Cara centralmente, il numero 20, rimessa laterale per il Merlo. Condori se ne va su due giocatori. Condori, poi bel pallone per Di Cara che prova a saltare il portiere, non ci riesce. Barcellona allontana. Adesso Pennino se ne va, il numero 26 su Molinaro, messa laterale per il Merlo. Ammonizione per il numero 20 Di Cara. Ricomincia il gioco al Merlo Antino, si deve aspettare il fischio dell'arbitro. L'ha toccato proprio. E nel concerto, scusa, chi si è chiamato a fallo? Ma si è chiamato a fallo, a me non mi risulta che Dai Danilo, per favore! Essere sempre così! questi tonno non si possono fare. 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 Questi tonno non si possono fare.
Questi
Tony no! Questo con me non ci parla. Cioè nel contesto non si può fare male. Però non ti ha detto niente. Non è mai simulazione Cioè nel contesto non si può fare male un giocatore, nel contesto non si può fare male. non è simulazione nessun sport. Basta che cambia male. Senza Uno non si può fare male, è mancato un nuovo. la munizione non hanno. Ma io non me ne ho parlato. Anni non è la scelta da Cioè tu mio capitano allora perché tu mio capitano non puoi parlare, vedi? Perché che ti ha detto di maleducato? Di maleducato cosa ti ha detto? È che non ti devi parlare. Perché ho fatto? Ti ho detto semplicemente, un contrasto può succedere, non è che si è chiamato fallo. Ha detto fallo. Paolo! Ma sono nervoso perché il mio compagno prende una munizione inesistente. A posto Danilo sediti, parlate già. Tanto comandano io. Ricomincia il gioco del Merlo. Condori spalla alla porta. Pegna tocca il pallone, rimessa laterale per il Merlo. Condori gioca dietro da Molinaro che mette il pallone in mezzo per Rizzuto, allontana la difesa degli Edinai e Megna. Ci arriva prima però Tormina che allontana, rimessa laterale per gli Edinai. Marco attaccati, Marco attaccati! Oh 26, 22! Ma prendiamo noi 25! Vai qua, devi scendere! Pennino gioca da Zappulla, la palla che blocca direttamente Tormina che va lungo con le mani per Condori, ci arriva prima con la testa sempre il capitano dei Tinanes. Di Cara gioca dietro da Rizzuto, palla per Condori, spalla alla porta, Condori gioca un bel pallone per Molinaro, la traversa di Molinaro che vieta il pareggio al Merlo nella fine del primo tempo. Rimessa laterale per il Merlo. Palla per Molinaro che prova il tiro, vola Barcellona, rimessa tra ancora in avanti per il Merlo. Mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, il Merlo si fa vedere in avanti. Battere di Cara in mezzo per Rizzuto, il pallone va dietro, rimessa in mezzo, è finito il tempo sul pallone di Rizzuto. Grande primo tempo per queste due squadre, tante occasioni da una parte e dall'altra. In vantaggio ci sono però gli 89ers di mister Costantino, 2-1 alla fine del primo tempo.
C'è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Merlo e 89ers, risultato di 1-2. Aspetta soltanto il fischio dell'arbitro. Vai ragazzi, testa! Che arriva adesso, ricomincia il secondo tempo. Primo pallone tra i piedi ai giocatori degli 89ers. Grammatica, gira palla da Pennino. Va a pressare subito alto il Merlo con Condori, bella palla per Grammatica, domestica il pallone, poi scarica dietro da Compagno, bravissimo Condori, tornare dietro, recuperare il pallone, Rizzuto, allarga da Molinaro, ancora palla da Rizzuto, Di Cara, protegge da Compagno, palla ancora da Molinaro, Rizzuto anticipa Grammatica, numero 20 mette in mezzo per Strongly, non ci arriva il numero 25. Ci arriva però Condori che tira il pallone in campo, punta Pennino, Condori se ne prova, andare sul capitolo di Tinner, se non ci riesci, la palla finisce comunque tra i piedi di Rizzuto, che allarga da Condori, che prova il tiro, palla toccato da Pennino, calcio d'angolo per il Merlo, chiama lo schema Molinaro, palla dietro da Rizzuto, Di Cara prova il tiro, Barcellona blocca senza problemi. Gioca da Strongoli che tiene il pallone in campo, dalla dietro per Pennino, bravissimo Di Cara ad anticipare il pallone per Grammatica, rimessa laterale comunque per gli 89ers. Pennino gioca da Compagno, trascinato a terra Rizzuto, non c'è nulla per l'arbitro, continua il gioco, palla per Molinaro, protegge palla da Pennino, centralmente la palla per Di Cara, Di Cara toccato da Grammatica, stavolta sì c'è il fallo a favore del Merlo però. Sul pallone c'è Molinaro, Dai, Pennino, occhio Ciccio. prepara la barriera Barcellona composta da Pennino e Strongoli. Fischia l'arbitro. Molinaro gioca largo da Condori, ha capito tutto però Strongoli che riparte, Strongoli bravissimo, Molinaro a mettere il piede, Condori recupera palla, gioca a Di Cara, salta Grammatica, Di Cara tiene il pallone in campo, anzi non è uscito, rimessa laterale per gli 89ers. Compagni a battere subito per Pennino, palla larga da Grammatica, dall'altra parte ancora per Pennino, Strongoli dietro sempre per il numero 26, all'altra parte per il Compagno, stoppa il pallone Compagno, Grammatica dietro a Pennino con la sola, Pennino stoppa, prova il tiro, non è riuscito a inserirsi su questo pallone Compagno, grande conclusione comunque di Pennino. Adesso il Merlo riparte con la rimessa al fondo, Molinaro prestato alto da Strongoli, Molinaro rischia, poi allontana e gioca per Rizzuto, ancora dietro da Molinaro, protegge il pallone, poi sulla bandierina Molinaro prova a far toccare il pallone a Strongoli, non ci riesce, rimessa laterale avanti per i 89ers, palla per Grammatica, dall'altra parte per Strongoli, Pennino ancora per Grammatica, si fa vedere centralmente Compagno, viene servito, spalla alla porta, pallone, ritorno per Grammatica e si impegna Tormina, è uscito, rimessa laterale per i 89ers, è rimasto per a terra il portiere del Merlo. Forse non ha fischiato, perché si è fatto male. Ferma il gioco l'arbitro e ricomincia il gioco con la rimessa laterale a favore degli 89ers. Pennino, palla per Strongoli, ancora Pennino, Grammatica, punta Di Cara, prova ad andarsene, ha toccato il pallone numero 20, rimessa laterale ancora in avanti per gli 89ers. Chiama lo schema Grammatica, palla dietro da Pennino, Strongoli, Pennino
Si è inserito Strongoli, è toccato con il pallone Condori. Finisce tra i piedi di Molinaro che prova ad andarsene con la ruleta. Non c'è nulla per l'arbitro, rimessa laterale per il Merlo. Automatico devi andare. Batte la rimessa laterale, c'è Rizzuto. Dietro da Di Cara. Palla per Molinaro. Condori centralmente a Di Cara, palla in ritorno per Condori. Numero 7 riesce a arrivarci, poi tocca per l'ultimo Pennino, calcio d'angolo per il Merlo. Condori gioca dietro da Molinaro che prova il tiro, ha toccato ancora un giocatore di Niners, altro calcio d'angolo. Condori mette il pallone dietro, Molinaro si impenna di troppo, la conclusione del numero 30 è rimessa al fondo per i Niners. Il pallone è tra i piedi di Pennino che gioca da Grammatica, ancora Pennino, palla per Compagno, sbagliata, rimessa al fondo per il Merlo. Tormina, batte lungo per Condori, Pennino riesce a toccare prima il pallone, rimessa laterale per il Merlo. Di Cara insiste provando ad andare avanti, pressato però da Strongoli, riesce a far sbattere il pallone sul numero 25, rimessa laterale per il Merlo. Molinaro gioca, Condori, finta di Condori che prova il tiro. Barcellona riesce a toccare il pallone in campo, Grammatica. Pressione alta del Merlo che conquista la rimessa laterale. Rizzuto, palla direttamente da Tormina con i piedi, ancora una volta il portiere del Merlo, stoppa Condori, bravissimo il numero 7 a girarsi e scaricare a Rizzuto, palla per Molinaro, ancora il numero 30, avanza e gioca da Condori, prova a centrarsi Molinaro, ancora dietro da Condori, palla in ritorno per il numero 30, questa volta sì, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per gli Niners. Strongoli, batte rimessa laterale per Pennino che gira per Grammatica, ancora Pennino centralmente per Compagno che è più alto di tutti, riesce lui a toccare il pallone per Di Cara, bravo a riconquistare, mette il piede Strongoli, palla che finisce tra i piedi dei Compagni che prova a mandare il numero 25, rimessa laterale per gli Niners. Suo Compagno gioca per Grammatica, palla dietro per Strongoli, Pennino prova direttamente il tiro, Taormina non si fa sorprendere, blocca, fa ripartire Di Cara che gioca dietro a Rizzuto, palla per Condori, riesce a anticipare Pennino, Grammatica, palla per Pennino, Condori ancora velocissimo a recuperare palla, se ne va su Pennino, bravissimo Condori, palla per Molinaro, ha coperto col portiere, il pallonetto! Che gol ha fatto Molinaro! Grandissimo pallonetto del numero 30 che porta il risultato in parità. Grande giocata di Condori che recupera la palla e Molinaro non sbaglia assolutamente questa grandissima occasione. Ricomincia il gioco, risultato in parità in casa del Merlo. Questo Pennino allarga da Strongoli, ancora palla per il numero 26 che gioca da Grammatica, bravissimo Molinaro, poi vince il contrasto Grammatica, palla e finisce tra i suoi piedi, allarga da Strongoli, si accentra, prova il tiro! Subito il gol del nuovo vantaggio degli Niners. Sembra stregato questa partita, una volta trovata la parità gli Niners passano sempre in vantaggio in casa del Merlo, ancora un gol di scarto fra le due squadre. Adesso Molinaro, pressione alta di Strongoli, Molinaro col tacco sbaglia, calcio di punizione per il Merlo, batte subito Rizzuto, palla per Di Cara,
Grammatica, bravo a mettere il piede, rimesso laterale per il Merlo. Pallone in movimento, cambio, rimesso laterale che andrà in favore degli 89ers. Questo Pennino va a cercare compagno, lo trova, tu per tu il portiere sbaglia, non riesce a trovare il pallone, allora Tormina, rimessa al fondo, va a battere per Molinaro che protegge il pallone, si gira, grande palla in profondità, era una grande imbucata quella di Molinaro, il pallone era però troppo veloce per Di Cara. Sto palla tra i piedi di il compagno perde il pallone, poi fallo di reazione, calcio di punizione per il Merlo. Terzo già, oh! Questo Rizzuto gioca direttamente da Tormina, si affida sempre con i piedi a Tormina il Merlo, grande pallone per Girgenti che si gira, gioca dal numero 5, poi Rizzuto dietro, gioca ancora da Tormina che esce direttamente con i piedi, palla per Girgenti, Di Cara, punta Grammatica, Di Cara, palla messa in mezzo e rimessa laterale per il Merlo. Girgenti, palla per Finazzo che perde il pallone, recupera Strongoli che gioca da Pennino che prova il tiro, la palla finisce fuori, rimessa al fondo per il Merlo. Questo Di Cara, gioca un bel pallone, questo è il Merlo in avanti, perde il pallone il numero 11 è il Merlo e rimessa al fondo per gli 89ers. Pennino, palla toccata al numero 10, mette fuori il pallone per sportività Pennino. Questo Pennino gioca un bel pallone per Strongoli, Di Cara mette il piede, non si fa sorprendere ancora il numero 20 a giocare per Finazzo, palla ancora per Di Cara, ha toccato Megna, palla e finisce direttamente da Tormina, ancora con i piedi Tormina, questa volta sbaglia, pallone per Di Cara. Adesso palla di Pennino lunga a cercare Grammatica che riesce a prendere il pallone sulla pressione di Rizzuto, il pallone rimane in campo, Rizzuto si accontenta della rimessa dal fondo per il Merlo. Tormina gioca centrale per Bongiovanni che allarga da Di Cara, se ne va Di Cara su Megna, poi rimessa laterale per il Merlo. Di Cara contrasto con Grammatica, vince il numero 20 Bongiovanni, palla messa in mezzo per Finazzo, recuperano gli 89ers. Strongoli gioca dietro da Finazzo, da Pennino scusate, questo Megna ancora dall'altra parte per Strongoli, Pennino sempre il numero 26 mette fuori il pallone. Però non penso che qualcuno ti ha detto una parolaccia. Ok, quindi, ok. Chiedi scusa e vai perché lo sai che hai fatto, dai, ok. Dai, fallo fermo, con le mani no. Dai, a posto, Davide, gioca. Gioca! No, io silenzio! Ha chiesto scusa, a posto, dai. Adesso il Merlo ridà il pallone agli 89ers, ricomincerà il gioco dei ragazzi di mister Costantino, anticipa Rizzuto il pallone, rimessa laterale per il Merlo. Di Cara gioca per Rizzuto, palla ancora per Tormina, va sempre con i piedi lui, Bongiovanni centralmente, spalla alla porta, scarica da Finazzo, ancora Bongiovanni, palla dietro da Rizzuto.
Bongiovanni prova ad andarsene su Pennino, ci riesce sempre il numero 10 sul pallone. Bongiovanni se ne va con la roulette su Grammatica, poi perde il pallone, lo riconquista con una grande scivolata di Cara, perde ancora il pallone, rimesso laterale per gli 89ers. Ale, alla prossima vieni. Siamo già a 3 falli, senza fare falli. Adesso Pennino va a lungo per Strongoli, prova a saltare Rizzuto, non ci riesce ancora il numero 8, prova ad andarsene meglio, recupera palla, Grammatica, non c'è niente per l'arbitro, ferma il gioco l'arbitro. Sì, però non rischia di farlo. No, no, ho rischiato prima, Vito. Ora no. Può ricominciare il gioco tra le due squadre, pallone tra i piedi dei giocatori dei 89ers con Megna che prova a mandare Grammatica, pallone troppo lungo, rimessa laterale per il Merlo. Palla sbagliata di Cara, la recupera, Pennino se ne va sul fondo, Bongiovanni bravo, mette il piede, capitano del Merlo, rimessa laterale in avanti per gli 89ers. Palla dietro per Grammatica e prova il tiro, la palla finisce alta sopra la porta di Tormina che poi batte subito con le mani per Di Giovanni, spara alle porte il numero 10, scarica da Rizzuto. Dai che il portiere non c'è! Dai che il portiere non Ancora c'è! Rizzuto, prestato, bravo a giocare per Di Cara, palla per Bongiovanni e rimessa laterale per il Merlo. Occhio che scappa alle spalle.
La Spisa a battere dietro da Rizzuto. Palla centrale per Bongiovanni, dietro ancora per Rizzuto, Megna. E rimessa dal fondo, conquistata dagli 89ers. Vai via! Alle spalle gioca! Barcellona parte corto da Pennino. Palla per Marra. Rizzuto anticipa, poi da terra, bravo. Numero 8 a giocare, pallone per Finazzo. La Spisa, bel tacco sempre per il numero 5. Se ne va su Megna, Finazzo mette la palla in mezzo. Rimessa laterale per il Merlo. Finazzo gioca all'altra parte del Bongiovanni che si coordina. Finisce alto, la conclusione del numero 10. Barcellona va direttamente con le mani per Grammatica. Proteggono palla i difensori del Merlo. Tormina ancora una volta, protagonista il portiere del Merlo con le mani. Palla per la Spisa. Bongiovanni col tocco per Finazzo. Il gol del numero 5. Ancora parità del Merlo. Non è assolutamente finita qui la partita. Il Merlo non si arrende, ritrova ancora la parità. Oh, raga, concentrati per adesso! Ricomincia il gioco degli 89ers dopo il gol trovato da Finazzo. Pennino gioca centralmente, bravissimo Rizzuto a recuperare la palla, riparte il Merlo, poi Marra recupera palla 3 contro 2, Finazzo, scivolata, grande il numero 5 del Merlo. Palla larga per Grammatica che gioca da Megna, corre il numero 22 per Grammatica, è uscito Tormina, bravissimo il numero 1. Gioca all'altra parte per Bongiovanni, palla per la Spisa, intercetta, però Megna riparte Pennino che prova il tiro! La traversa di Pennino, la palla rimane in campo, rimessa laterale per gli 89ers. Dai, Belli che arriva, fa visto gol, cazzo, Megna gioca da Pennino che punta Rizzuto, Pennino se ne va sul fondo, palla messa in mezzo per Marra che non riesce a infilare in porta, poi fa ripartire subito la squadra Tormina con Bongiovanni. Dall'altra parte appena entrato Molinaro in scivolata a Barcellona direttamente nell'altra porta di Tormina, palla per Molinaro, stoppa con la suola, si gira, punta il numero 26, palla messa in mezzo, non ci arriva il numero 23 del Merlo. È rimessa al fondo per i 89ers. Pennino, palla per Grammatica, occasione sprecata dal numero 23 dei 89ers, ha toccato Tormina, calcio d'angolo per gli ospiti. Concentrati! Palla messa in mezzo, si è rinfilato bene Grammatica, rimessa dal fondo per il Merlo. Chiamano i time out del padrone di casa per riorganizzarsi dopo aver trovato il 3-3. Partita piena di emozioni e occasioni in casa del Merlo. Attimi di pausa per noi. Ricomincia il gioco con il pallone tra le mani di Tormina dopo il time out chiamato da mister Gallo. Non si capisce bene Tormina con Finazzo, la rimessa laterale per gli 89ers. Grammatica, punta Molinaro, torna dietro da Pennino. Ancora il numero 26 se ne va su Condori
non tiene il pallone in campo, rimessa laterale per il Merlo. Occhio, la palla qua arriva, Granba. Finazzo Vieni, gioca salta. per Molinaro, palla stoppata col petto da Condori, poi Molinaro mette il piede e Finazzo non riesce a tirare la palla in campo, rimessa laterale per gli 89ers. Palla dietro per Pennino, centralmente per Marra, arriva ancora prima Finazzo e conquista anche la rimessa laterale. Grande prestazione del numero 5 questa metà di secondo tempo. Palla per Condori che si gira su Pennino, ancora il numero 7 Condori, buttato a terra, non c'è nulla, poi arriva Girgenti, anzi no, Bongiovanni, rimessa laterale per gli 89ers. Palla per Megna, larga per Pennino, centralmente il pallone per Marra, Grammatica, bello 1-2, Tormina riesce a bloccare, riparte subito il Merlo, 3 contro 2, Finazzo allarga per Bongiovanni, palla messa in mezzo, adesso cambio di fronte con gli 89ers, questa volta in avanti, Tormina tocca e fa carambolare sul pallone, sul corpo di Megna, rimessa laterale per il Merlo. Molinaro gioca per Condori, se ne va Condori, a copertura Barcellona, Condori, finta sul portiere, Condori trova il gol del 4-3, ubriaca Barcellona e mette il pallone in porta, grande Condori. (4-3). Sono passati in vantaggio per la prima volta in questa partita i padroni di casa. Può ricominciare il gioco con gli 89ers per la prima volta in svantaggio in questa partita. Pennino allarga per Megna, ancora il numero 26 Strongoli, gira ancora per Pennino, palla per Compagno intercettata dall'autore del gol del 4-3, rimessa laterale per gli 89ers. Compagno gioca dietro a Pennino, palla per Strongoli, ancora Pennino, Megna stoppa il pallone, punta Finazzo e gioca dall'altra parte per Pennino, prova ad andarsene sul Condori, non ci riesce. Molinaro protegge il pallone e conquista la rimessa laterale per il Merlo. Adesso palla per Condori col petto a Domestica, non fa proseguire per il vantaggio l'arbitro, calcio di punizione per gli 89ers. Sul pallone c'è il numero 7 Compagno. Rimani là, Claudio! Raga, concentrati! Oh! Prepara la barriera a scalare Tormina! È rimessa dal fondo per il Merlo. Tormina va con le mani lungo da Condori. Finazzo non riesce a rimanere sul pallone, ci arriva prima Strongoli che allontana di messa laterale però per il Merlo. Molinaro gioca per Condori, palla messa per il numero 20 di Cara, recuperata dai 89ers. Pennino porta il pallone in avanti, Pennino gioca centralmente da Compagno, non ci arriva sul pallone il numero 7, rimessa laterale per il Merlo. Molinaro, Di Cara va centralmente, Di Cara se ne va su Megna, poi non chiama il fallo l'arbitro, continua il gioco con Compagno che prova il tiro con la punta che finisce alto, esce anche il pallone dal campo, si troverà a recuperare. Eccolo qui, allora può andare, termina con le mani,
va lungo da Condori che non ci può arrivare, è troppo lungo il pallone di Taormina. Time out chiamato da Yeti Liners in svantaggio di un gol. Per la prima volta i ragazzi di Mister Costantino andranno in panchina per rinfrescare le idee e provare l'assalto finale. Fine time out, si riposizionano le due squadre in campo. Via, via! Portiere di movimento per Yeti Niners Movimento nel mezzo, che andranno con il quinto uomo in campo. Movimento nel mezzo. Palla per Strongoli, Pennino, Strongoli. Adesso comincia il giro palla del quinto uomo per Yeti Niners. Pennino, Strongoli va a pressare, alto Condori, non c'è nulla per l'arbitro, continua a giocare Yeti Niners. Provato il pallone al secondo palo, compagno, palla messa dietro da Megna. Strongoli, poi Pennino, dall'altra parte ancora Yeti Niners. Strongoli, Pennino, palla messa al secondo palo per il compagno, rimane là in area, riesce a tirare a recuperare palla, cade a terra e calcio di punizione per il Merlo. L'ha conquistato Di Cara, preziosissimo. Oh, andiamo! Oh, oh, nel giro palla pazienza, gira testa palla, vedi che si muove. Ok. Andri, pazienza quando cerchiamo il 5, pazienza. Dai, prendiamo sta palla. Ricomincia il gioco con la punizione del Merlo, palla per Finazzo che manda Di Cara, ha toccato il pallone, Pennino, rimessa laterale ancora per il Merlo. Basta. Oh, Claudio, attaccati. Seduti uno per panchina. Pensa a raccogliere la palla. Dai, Arbitro, per molto meno hai ammonito quello che ti rispondeva dai, così. su, forza. Rimessa laterale per il Merlo, battuta lontana la difesa di Yeti Niners. Compagno gioca per Pennino, si accentra Pennino, tocca da dietro da Tordi e calcio di punizione per Yeti Niners. Schiera di nuovo il quinto uomo, mister Costantino. Giochiamo sta palla, Andrea. Sul pallone c'è Strongoli. Subito su. Su Strongoli gira il pallone con la palla per il numero 25. Pennino. Attenti dietro, Paolo! Pennino stoppa il pallone, prova il pallone al secondo palo, compagno carica ancora dietro da Strongoli. Pennino aspetta tutta dietro il Merlo, ancora Pennino, prova direttamente il tiro, Molinaro davanti alla porta, non si fa sorprendere, rimessa laterale per Yeti Niners. Assalto della squadra ospite in questo fine secondo tempo. Adesso Strongoli si fa scivolare per un attimo la palla, pressione del Merlo, ne escono bene, palla per Megna, Molinaro
Non c'è nulla per l'arbitro. Calcio d'angolo per gli 89ers. Batte male Megna. Calcio di punizione per gli 89ers. E ammonizione per Molinaro. Massimo, oh! Cambia qualcuno. Davi, ti ha ammonito? Claudio! Oh, siamo in 5 sempre, non calciamo la palla di merda là! Non calciamo! Compagno! Mister Costantino indica di far girare il pallone e di non calciare in porta. Sul pallone c'è Compagno. Sì, 11. Va bene, dai, posto, dai! Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro dopo la barriera che andrà a comporre Taormina. Sul pallone Compagna, gioca dietro dal quinto uomo, palla per Strongoli, ancora a girare palla gli 89ers. Strongoli sbaglia, quinto uomo Condori è da solo davanti alla porta, perde il pallone e recupera Pennino, palla per Compagno, dietro ancora dal quinto uomo, si ricomincia ancora da lì per gli 89ers. Pennino gioca per Strongoli, ancora la palla per Pennino che prova il tiro, ribattuta Megna, non ci arriva, ancora Finazzo da allontanare, rimessa laterale per gli 89ers. Strongoli gira dall'altra parte sempre per il quinto uomo, palla per Pennino. Strongoli, Pennino prova il tiro, il gol del 4-4 degli 89ers. Non è finita la partita, parità. Bravissimo il capitano degli 89ers. Si ritorna alla normalità, rientra anche il portiere. Non hanno finito di crederci gli ospiti e l'hanno trovato questo gol, il gol della parità. Claudio, la puoi spendere fra poco, Vai, però dai. Riparte il gioco del Merlo. Compagno va subito in pressione, palla per Finazzo. Questo Condori se ne va su Megna, anzi non ci riesce, rimessa laterale per il Merlo. L'ho capito, ma tu non le vedi ste cose, che chiudo capo. Finazzo a battere rimessa laterale, dietro per Rizzuto. La palla è per Concordi che prova a girarsi su Megna. Calcio di punizione per il Merlo in attacco. Quasi alla fine della partita, fondamentale la punizione guadagnata dal numero 7 e quinto fallo. Il prossimo sarà tiro libero. Grandissimo Michele Condori a conquistare questa punizione. Sul pallone c'è Finazzo, prepara la barriera a Barcellona. Oh, siamo al quinto fallo, grazie. Claudio, basta, certo. Quinto fallo. Sono 2:42. Oh! Fischia l'arbitro. Finazzo gioca dietro da Di Cara, perde il pallone su Pennino che combatte per la palla trattenuta. Calcio di punizione per gli 89ers e ammonizione, anzi no, doppio giallo per Di Cara. È cambiata la partita nel giro di pochissimi minuti, dal gol della parità degli 89ers alla espulsione per Di Cara. Oramai non possiamo rischiare più. Oh, Mancino, compagno! Cambiata totalmente la partita in questo finale. Adesso gli 89ers saranno quelli che proveranno a vincere. Sono due
35, allora fino a 35 secondi rimangono. Mancano 2 minuti e 35 Ragazzi, secondi. abbiamo 5 falli. Avranno 2 minuti in superiorità numerica i Niners per provare a trovare il gol del vantaggio. Noi ci teniamo a giocare, guarda, noi ci teniamo a giocare, onestamente noi ci teniamo a giocare, perché queste cose fare danni, credimi, ci teniamo a giocare, perché teniamo veramente a giocare. Cioè, pagare, sogno io, non ci parli più mai qui, mai, è la calabra che dice Arbitro! Poco fa le schifezze ti dicevo che manco parlavo. Andrea! Può ricominciare il gioco in superiorità numerica per i Niners. Pennino gioca per Grammatica, ancora Pennino, palla sempre per il numero 23, secondo palo, Finazzo recupera, conquista il calcio di punizione, tiro libero per il Merlo. Sarà tiro libero per i padroni di casa che proveranno ad andare in vantaggio. Il pallone se lo prende il capitano, la responsabilità è sua, di Bon Giovanni. Ciccio! Alla primazione, Anto, alla primazione. Cioè, Bon Giovanni contro Barcellona. È tutto pronto. Fischia l'arbitro. Bon Giovanni. Prova il tiro Barcellona, fondamentale. Ha sprecato l'occasione del 5-4 il Merlo. Adesso riparte Pennino, palla dall'altra parte per Grammatica che gioca da Strongoli. Ancora Grammatica. Strongoli, Grammatica. Sempre palla per il numero 25, stoppa con la sola. Grammatica, sempre il solito giro palla con la punta. Bravissimo Condori, manda in rimessa laterale. Andrea! Compagno, batte la Grammatica, palla per Pennino. Allarga Strongoli, sempre Pennino, palla per Grammatica. Pennino, Ancora! Palleggia! palla sempre per il numero 26, Grammatica, Pennino. Gira palla adesso gli Niners con sempre il capitano Grammatica. Palla per il compagno, a seconda palla! Ha trovato il gol del 5-4 in superiorità numerica. Sorpreso Tormina. Partita incredibile al Tosha Stadium. Compagni ha trovato il gol del vantaggio nel finale. Andrea! Daniele! Bassi! Ehi, non mettere mani ai piedi! Guarda qua! Finale surreale al Tosha Stadium. Da 4-3 a 5-4 l'hanno ribaltata gli Niners che sono adesso ancora in vantaggio di un gol. Fondamentale il numero 7 compagno. Oh, occhio al fallo! Sì, non so che non l'hai toccato, ma è chiaro che glielo dà! Se quello cade glielo dà, dai! Oh! Occhio sui laterali, Penny! Occhio sui laterali! Adesso può ricominciare il gioco, è rientrato anche il quinto uomo per il Merlo. Dai che c'è tempo! Rizzuto, allarga Bon Giovanni, palla per Non Condori, venire qua, Dani! ancora Rizzuto, sempre Condori, Rizzuto, giro palla adesso che del Merlo, Tutti qua! palla di Girgenti, dietro per Bon Giovanni, palla per Molinaro, ha toccato Grammatica, calcio d'angolo per il Merlo. Devi dire quanto manca ogni tanto, dai! Molinaro a battere.
Dietro da Bongiovanni. È uscito direttamente il pallone, rimesso laterale per gli Niners. Pennino prova direttamente il tiro, palla sbagliata, rimessa al fondo per il Merlo che ancora il quinto uomo, la palla è di Rizzuto che allarga da Condori. Bongiovanni, sempre Rizzuto, Bongiovanni allarga Girgenti, sbaglia Girgenti, poi Rizzuto, scivolata, bravissimo, ricomincia ancora il gioco del Merlo. Condori allarga per Remolino, lo può essere in mezzo, sempre il numero 26 Pennino, il capitano degli Niners, mette in calcio angolo, adesso Condori, palla per Rizzuto, Bongiovanni con la suola, Bongiovanni poi perde il pallone, finisce tra i piedi ancora di Rizzuto, sempre il numero 8, palla per Condori, sta finendo il tempo, palla messa in mezzo, Girgenti a porta libera, si divora il gol della parità, calcio d'angolo per il Merlo, anzi non, rimessa dal fondo per gli Niners. Barcellona batte con le mani lungo per Compagno che si è girato sul Rizzuto, Compagno se ne va, calcio di punizione. Calcio di punizione per gli Niners. Ammonizione ed espulsione anche per Rizzuto, ne ha buttato 2 fuori per il Merlo l'arbitro in questa partita, ne ha buttato 2 fuori. Ragazzi, sta diventando un casino, mi fa male la testa, un poco di qua, un poco di lì. In questa partita il primo che parla, ragazzi. Oh! Andrea! Sono in meno! Qua la palla la voglio! Qua! 3, qua e 1 lì! 10 secondi! Deve girare la palla! Mancano 13 secondi alla fine della partita. Oh! Qua! 1, 2, 3! Agli Niners serve soltanto girare il pallone in questo finale di partita. No, arrocca qua! Fischia l'arbitro. Compagno batte dietro per Pennino, stanno finendo i secondi. Pennino, Bongiovanni va alto, spazzato il pallone, rimesso laterale per il Merlo. 4 secondi mancano alla fine della partita, la sfida se ne va, palla per Bongiovanni, sbagliata, vincono gli Niners 5-4 in rimonta sul Merlo. Grandissima partita fra le due squadre, la spuntata Lady Niners, la spuntata Lady Niners, finisce qui la partita. I ragazzi di mister Costantino si avvicinano sempre di più alla vetta, aspettando i risultati delle altre squadre che noi adesso non sappiamo, ma che sono sicuramente nelle altre dirette di Sport Easy, ad esempio la partita tra Sant'Isidoro e Trem, quella che interessa principalmente agli Niners. È finita qui la partita, alla prossima dal Scotia Stadium, un saluto da